C'è anche un ruolo importante da parte dei giovani, nel senso quanto contano i giovani all'interno di questo progetto e che ruolo hanno in questa discussione? I giovani hanno un grosso problema, siamo in pochi, siamo il 2,9% di conduttori di azienda under 35 contro un 46, quasi 50% di over 65. È chiaro che il futuro passa da noi, insomma. Un ruolo importante che però fino ad ora non è stato garantito, nel senso cosa manca? Manca la successione, il passare da un padre di famiglia a un figlio, cosa che manca? Qual è il link che manca? Il link che manca, il principale link che manca è senz'altro che un giovane adesso come adesso non può pensare di entrare in agricoltura senza avere un background agricolo alle spalle, quindi c'è un grosso problema di barriera all'entrata a livello di accesso al credito, c'è un problema di passaggio generazionale sul quale stiamo lavorando e ci sono anche altri problemi relativi poi alla conduzione e al finanziamento per esempio di progetti che siano delle idee e che non siano strettamente legati a quello che abbiamo conosciuto finora come programmi di sviluppo rurale. C'entra anche la formazione, guardando all'Europa 2020? Certamente, la formazione è uno dei nostri sui quali abbiamo anche come forum effettuato delle osservazioni. I giovani del forum chiedono formazione su quello che è il social networking, sul networking e sul superamento delle barriere linguistiche per poter agire, diciamo, in maniera più pregnante sull'internazionalizzazione di impresa. Non è magari sempre piacevole fare dei confronti, ma il Veneto rispetto alle altre regioni italiane in che situazione sta? Il Veneto comunque, noi abbiamo 200 circa partecipanti al forum tramite la nostra pagina Facebook che è Giovani Agricoltori Veneto. Il Veneto ha il problema che hanno tutti in Italia, quindi come dicevo prima un accesso al credito molto difficoltoso e assolutamente un discorso di passaggio generazionale che bisognerà prima o poi affrontare.